L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha previsto l'integrazione, per mezzo di un modulo aggiuntivo Cantieri, della formazione del datore di lavoro e del dirigente di imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili. Cosa cambia rispetto a prima? La formazione per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri era già prevista dal Decreto 81 del 2008. Fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, però, non esisteva un corso specifico normato. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 cambia questo scenario, introducendo un modulo aggiuntivo Cantieri di 6 ore, che definisce in modo puntuale durata e programma della formazione. In questo seminario gratuito, insieme all'avvocato Gianluca Rizzardi, approfondiremo tutte le novità introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione obbligatoria per datori di lavoro e dirigenti operanti in cantieri temporanei o mobili, con un focus sul concetto di impresa affidataria e un'analisi approfondita dei diversi casi possibili e delle scadenze previste dalla legge. Il seminario è gratuito, ma i posti sono limitati e al termine i partecipanti riceveranno un attestato valido per l'aggiornamento per ASPP, RSPP e formatori sulla sicurezza. Scopri come adempiere ai nuovi obblighi formativi nei cantieri ed evitare sanzioni per la tua impresa. Iscriviti al nostro seminario. Il seminario è disponibile gratuitamente sul sito vegaformazione.it/seminari.